scorrere sul calendario. Va ora in onda Auto da Fè, un mondo senza testa, una testa senza mondo, un mondo in testa. Non mi conoscevo come adesso ed ego non mi absolvo neanche quando mi confesso dei peccati che ho commesso. Un auto da fè. Ci troviamo a Milano, Viale Monza, storica via di comunicazione tra il centro della città e la periferia verso appunto Monza e la Brianza, ma non è di questo che parliamo. Parliamo invece di tutt'altro con un ospite che impareremo a conoscere durante questa nostra conversazione. Sto parlando di Mirando Berti, dico bene? Esatto. E attraverso di lui racconteremo tanti anni di questa città, spero, perché ne ha visti tanti di anni, ma anche di persone, di luoghi, di ambienti, di situazioni, insomma ha visto mutare sotto i suoi occhi la città di Milano sotto un profilo particolare che adesso ci racconterà subito. Intanto, Grando, grazie per aver accettato questa conversazione. Prego, mi fa piacere anche a me. Sono arrivato in questo territorio esattamente nell'ottobre. Da dove? Da Santa Croce sull'Arno. Un paese sicuramente della pianura pisana. E questo è avvenuto nell'ottobre del 1953. Quindi avevi quanti anni? Essendo del 42 ne avevo solo 11 e mezzo. 11 anni e mezzo. E com'è che arrivi a Milano? Poiché fatte le scuole elementari, sono stato mandato a fare il ragazzino in un bar gelateria del paese. Per cui a settembre, venuti alcuni parenti in ferie, mi hanno trovato nel bar, ho detto no, questo qui lo portiamo a Milano. E il 18 ottobre mi hanno traslocato in questa grande città. Che impressione ti ha fatto arrivare qui? Te lo ricordi ancora come ti sei sentito quando sei arrivato il primo giorno? Devo dire che subito i primi giorni non ho avuto nessuna... È stato abbastanza normale vedermi. Quello che mi ha fatto più impressione poi nei giorni successivi, prendendo a vivere in un contesto, in un ambiente ben diverso da quello che poteva essere un piccolo paese, ovviamente ho cominciato a percepire le differenze. Tu vivere ma anche lavorare, perché hai iniziato subito a lavorare. Subito. E cosa facevi qua a Milano? Allora, cosa hai iniziato a fare? Il primo è stato quello di lavorare dietro il banco bar, servire il caffè, servire il vino, tutto quello che poteva essere, e tenere sotto controllo i rifornimenti dal magazzino ai frigoriferi. Quindi sei diventato subito esperto di rifornimenti e logistica. Immediatamente. Ma dove esattamente? In che zona? Ero a pochi passi da qui, forse non più di 700-800 metri, via Valtorta al 19, dove esisteva allora un vecchio locale con 2 giochi di bocce alla milanese all'aperto, e con un bersò con tavoli in pietra, dove alla domenica, ai giorni di festa, non vi erano meno di 200 persone. Quindi sei stato buttato nella mischia immediatamente? Immediatamente. Quindi era un'osteria, un bar, si faceva anche cucina? In verità era un'osteria con cucina ed era una delle migliori cucine del territorio, tant'è vero che sicuramente già in quegli anni c'era un servizio con tanto di tovaglie bianche e tovaglioli ed era frequentato dalle persone del posto un pochino più... Come dire, visto che tu eri già da subito addetto al rifornimento e al magazzino, da dove arrivava la materia prima? Come ci si riforniva? Da chi? Beh, solitamente Il allora... vino immagino che arrivasse dalla Toscana, no? No, Non ma la maggior parte dei vini arrivavano qui si chiamavano magazzini raccordati di Milano ed erano posti sotto i tunnel della ferrovia tra via Ferrante a Porti e via San Martini. E il 90% del vino arrivava da lì.
sia in fusti che imbottigliato. Poi naturalmente arrivava anche da altre parti. Allora c'erano vecchi rappresentanti che visitavano la clientela a tempi e scadenze ben precisi, o settimanalmente o mensilmente, e ti inviavano poi le cose che... Quindi a 11 anni e mezzo tu cominci a lavorare in questa parte. Sì. Parenti, amici, colleghi di lavoro, com'era l'ambiente? Come te lo ricordi? L'ambiente... Visto che tu eri insomma poco più che un bambino. Sì, no, in effetti sì. D'altra parte erano anche, diciamo, persone con cui vivevo 24 ore su 24, perché non è che avessi una casa, vivevo lì sopra il negozio come abitazione. E d'altra parte una vita a volte anche un po' dura, perché mi sembrava... Quante ore al giorno lavoravi? Allora non si parlava di ore, perché solitamente il tempo andava dalle 8 del mattino alle 9:30, 10 la sera. E per cui e quando non c'erano ore morte, perché quando era finito il lavoro in negozio c'era la cantina, c'era da mettere a posto altre cose, ed era raro, si usciva solo per necessità. Con quale remunerazione? So che i primi 6 mesi di stipendio erano 3.000 lire al mese, netto di vitto e alloggio. Che cosa voleva dire per l'epoca 3.000 lire al mese? Credo che uno stipendio di un operaio che allora fosse sulle 25-30.000 lire, credo, ma non è che conoscessi questi aspetti in modo preciso. Hai qualche ricordo particolare di quell'epoca? Quanto tempo sei rimasto a lavorare lì? Per quanti anni? Dunque lì sono rimasto poco dalla signora Enrichetta, forse 16 mesi. Ma la signora Enrichetta che tipo era? Era una donna che, devo dire, per me è stata motivo di grande sofferenza e pianti, perché ero convinto che ce l'avesse con me. Tant'è vero che i suoi rimproveri qualche volta mi hanno fatto male, però devo dire che aveva ragione lei, perché sono stati insegnamenti non solo di mestiere ma anche di vita. Quindi diciamo un insegnante dura ma efficace. Esatto. E la ricordo e la ricorderò ancora, sempre e comunque come una persona veramente anche di cuore, perché era capace anche poi di avere dei piccoli gesti di riconoscenza. Tant'è vero, uno di questi semplicissimo, quando dopo alcuni mesi che ero lì, mentre un fornitore le fece presente dicendosi queste frasi: "Ah, signora Enrichetta, però ho trovato un bel ragazzino, signor Pietro, quello lì è un ragazzino che vale più di uno grande." E tu te lo ricordi ancora questa notazione? Per te è stato come un diploma, Esatto. una promozione. Esatto. Dopo quanto tempo? Ma mesi, non posso essere certo, ma mesi, non erano... E che clientela c'era in quel locale? Allora, se tu dovessi dire mediamente, diciamo. Sì, O magari anche se ti ricordi qualche tipo particolare, eccentrico, di quel periodo. Beh, c'era una fabbrica di macchine da caffè, si chiamava Albi, dove le maestranze venivano lì, e tra questi il direttore è il dottor Tambellini. Poi c'era il laboratorio, no, forse non laboratorio, ma forse uffici della Le Petit. La Le Petit aveva, alcuni medici di laboratorio che venivano lì a pranzo, e molte volte diciamo che mi hanno fatto anche loro i complimenti, mi fanno piacere. E poi, a parte la clientela del luogo,
Potevano essere l'operaio della Pirelli, come il dipendente della Dolciaria, abitando in luogo frequentavano l'ambiente. Naturalmente poi molta gente non ne conosco, non ne conoscevo la loro... Comunque tanti lavoratori, diciamo. Sì, sicuramente sì. Questo probabilmente è anche un fattore di differenza rispetto agli ultimi tempi, no? Perché una volta c'erano le industrie, c'erano gli operai e c'erano dei lavoratori anche a Milano, e maestranze di diverso tipo, no? Di imprese di aziende di diverso tipo. Ma anche lì c'erano fabbriche, eccetera. Naturalmente non era l'ambiente da venire l'operaio, non poteva venire. Però, e la sera era diversa la clientela? Allora, la sera diventava un locale prettamente di intrattenimento, gioco delle carte, biliardo, eccetera. Non facevano cucina la sera. Per cui era un locale prettamente di ritrovo. Sì. E devo dire che confesso che secondo me mi sembrava quasi di non essere neanche a Milano. Perché? Perché a poche centinaia di metri da lì ho visto gli ultimi 2 anni di raccolta di grano e grano turco. Ah, c'erano ancora i campi coltivati. C'erano ancora i campi coltivati. E non era l'autarchia, No, anzi, ancora nelle vicinanze c'era ancora una vecchia cascina con mucche e cavalli. Quindi era campagna qua. Sì. A poca distanza da qui. In piazza Governo Provvisorio esisteva ancora questa cascina, di cui un pezzo è ancora esistente, dove io ho visto i cavalli e le mucche. Perciò ecco perché questa sensazione di che non mi sembrava... Non mi sono allontanato tanto da casa. Ma ti è sempre piaciuto questo lavoro? Sì. Sì, diciamo, è stata una via obbligata o è diventata anche una scelta tua di gusto e di passione? Ma probabilmente no, mi sono appassionato senza accorgermi. Non è che ho avuto delle sensazioni, perché devo dire, se avessi dovuto scegliere forse in quel momento avrei voluto fare il tranviere. E qui passava il tram, dicevamo poco fa, su Viale Monza, un bellissimo tram. Sì. Adesso invece non passa quasi più nessuno perché più delle volte è tutto un congestionamento di traffico, ma questo è un altro discorso. È vero. E dopo questa esperienza che succede? Come si svolge la tua carriera, il tuo lavoro? Ecco, se dovessi fare, come dire, usare un paio di aggettivi di sintesi di questo primo periodo della Milano che tu impari a conoscere da ragazzino, che Milano era ai tuoi occhi allora? Di 11enne, 12enne, 13enne? Quando cominci a scoprire la città e ti rendi conto di non essere più nel piccolo borgo? Beh, a me piaceva moltissimo, perché devo dire che dopo aver cessato il mio lavoro con la signora Enrichetta, mi hanno mandato in un altro locale da un'altra famiglia, dove sono stato anche lì altri 2 anni e mezzo, e lì facevo festa il lunedì pomeriggio. Era la mia festività settimanale. E l'unica cosa che facevo era passeggiare per andare a vedere la Milano, che non conoscevo ancora, che non avevo mai visto, perché mi affascinava questo. Che ricordi ne hai? Cosa ti piaceva di questa città? Ma è una domanda che non saprei rispondere, detto così. Mi ricordo certe cose con piacere, ma forse in quel momento non ne godevo. La nebbia. Ormai è una rarità assoluta. No. Per cui lo sferragliare del tram era una musica, cioè era un qualcosa che mi ricordo con estrema... Sono sensazioni, ecco, così, ma altre cose non saprei esprimermi. Quindi fino ai 18 anni quanti posti hai cambiato? Praticamente 2, la signora Enrichetta e la signora Andrea, e dopodiché nel 1957, arrivando a Milano i miei familiari, mio padre comprò la prima vecchia osteria di via Pietro Crespi, all'angolo con via Termopili, dove sono rimasto 53 anni. 53 anni.
E che cosa hai fatto lì? Lì è un lavoro, abbiamo fatto tutto. La cucina, la vendita di vino, la somministrazione, per cui abbiamo svolto questa attività a tutto campo. Io allora mi sono in quel momento appassionato un po' più ai vini, Dal forse perché 57 quindi in avanti. sì, dal 30 luglio del 1957 e l'ho venduta io poi il 10 luglio 2010. 2010, quindi appunto 53 anni. Tu stavi dicendo ti sei appassionato di vino. Sì, avendo io, pur essendo un ragazzino ancora, perché avevo solo 16 anni, mio padre non era del mestiere perché non aveva mai fatto l'oste. Quindi il più esperto eri tu, diciamo. Io e le mie 2 sorelle, poco più grandi di me. Però mi viene affidato immediatamente la mansione di acquistare i vini. Con errori che ho fatto, comunque ho imparato anche lì a fare. Tant'è vero che devo dire, i primi acquisti di vino che ho fatto io, allora non si comprava a litro, si comprava a grado. A grado? A grado alcolico. Ah. E si scaricava in fusti. E da dove arrivava il vino E principalmente? questo arrivava dalla Puglia, principalmente I famosi vini che venivano poi tagliati. Esatto. Per cui qua molto spesso si chiamavano trani, i locali, Infatti, dalla omonima cittadina pugliese. Infatti questo locale che mio padre ha comprato in quel momento era un cosiddetto vecchio Trani, che era stato appunto aperto dal signor Stella nel 1938 e l'aveva adibito solo appunto alla vendita di vino. Solo successivamente hanno fatto anche da mangiare e così si è... Ecco, qui a Milano infatti i pugliesi, diciamo, avevano iniziato ad aprire queste osterie poi chiamate trani, no? Sì. Poi c'è stata un'ondata di emigrazione anche dalla tua Toscana, Infatti, successivamente. Sì, era già iniziata senz'altro appena prima della guerra, però nel dopoguerra, i primi anni 50, oltre a questi pugliesi che già erano presenti, si è sviluppata appunto. Voi avevate rapporti con queste, per esempio con i tuoi concittadini toscani? Vi conoscevate, facevate comunità? No, non ci si conosceva, sì, perché generalmente poi... O vi siete milanesizzati tutti, diciamo? No, per quello siamo rimasti. Però a Milano non ci si incontrava mai, non è che ci si vedeva, ci si sentiva al massimo se c'era qualche necessità di lavoro. Gli unici incontri avvenivano al paese perché eravamo quasi tutti di quel paese. Se non era Spianata era Altopascio, se non era Staffoli era per cui tutti e così sono arrivati a Milano i Matteoni, i Gori, i Pagni, tutta gente che... Ma nella tua attività tu hai conosciuto, forse prima me l'hai citato, la signora Enrichetta e Andrea, no? Presso cui hai lavorato. C'era una tradizione di locali milanesi, di osti milanesi, di ristorazione milanese che tu hai conosciuto e incontrato, che magari era diversa dalla tua, di origine? Ma non posso dire di aver incontrato, perché i più importanti che già erano a Milano, che erano arrivati con qualche anno di anticipo su noi, avevano già acquisito una posizione tale che conoscevo, ma non avevo rapporti con loro. Per cui c'era il ristorante Bianca e Paris in Corso Monforte, oggi non più esistente, era una delle poche famiglie con cui ci si trovava. La signora Vice, proprietaria dei vari locali in Milano, però
non è che ci fosse frequentazione tra noi, non c'erano motivi di incontro. Ecco, tu dicevi prima la vostra nasce come un'attività familiare nel 57, no? Sì. Com'era? Era facile, era difficile, burocraticamente, economicamente, aprire un'attività? Anche rispetto, qui faccio un paragone con gli ultimi anni che hai vissuto. Sì. Era più facile o più difficile aprire un'attività in quegli anni rispetto a oggi? Era molto più facile. Cos'è che la rendeva più facile l'attività economica? Era la superficialità con cui si potevano avere le autorizzazioni. Non erano necessarie tante cose oggi richieste. Allora bastava far domanda. Tipico esempio, mio padre viene dalla terra, buon contadino, si è inventato di far l'oste, nessuno gli ha chiesto. Sì, forse le due cose non erano così lontane, diciamo, perché la prima nutre la seconda, no? Poi era facile avere credito sulla parola. Ecco, questo è un altro punto. Avere il credito sulla parola in quegli anni era una cosa, non dico all'ordine del giorno, ma abbastanza normale. Diciamo. Quindi non a caso si parla più o meno degli anni del cosiddetto boom economico, grosso modo, no? Gli anni 60. E che tipo di clientela, la clientela è cambiata nel corso degli anni nel tuo lavoro? Prima mi parlavi appunto delle maestranze, degli operai, di chi mangiava per te. Mano a mano si sono modificate si è modificato il modo di servire e le esigenze della clientela. Quando è il punto di svolta secondo te? Quando è che quella situazione dei tuoi inizi si cambia, si comincia a cambiare? Ma, credo che poter dire dopo gli anni 70. Dagli anni 70 in poi vi è un evolversi delle cose dove si perdono un po' di fabbriche a Milano, però subentra una clientela che è impiegatizia, per cui poi i consumi si vengono fatti in modo diverso, si passa anche nella commercializzazione del vino, si passa a prodotti imbottigliati che arrivano direttamente dai luoghi di produzione, per cui le esigenze... Scompaiono i fusti, diciamo. Scompaiono i fusti, scompaiono tutti i recipienti, si passa a un prodotto imbottigliato dove sicuramente si va a bere molto meglio. Cambiano i costi e cambia anche il modo di servire la clientela. Ora gli anni precisi credo di poterli... Intorno agli anni 70, insomma, per tutti gli anni 60 la situazione rimane ancora molto simile rispetto a quella degli inizi. Sì. In via Pietro Crespi, rimanete lì per tutti i 53 gli anni. Esatto. Che tipo di locale? Il locale muta, diventa diverso, diventa più bar, più ristorante, più osteria, più enoteca, o rimane stabile, diciamo, come offerta? Avete modificato, insomma, la vostra proposta o è rimasta simile? Dunque, negli anni? ha avuto due aspetti. In un primo momento, negli anni 85, venuto meno le forze lavorative familiari, ci siamo modificati e abbiamo svolto il locale solo come osteria di quartiere. Il locale si chiamava? Osteria Berti. Osteria Berti, perché magari se lo ricorda qualcuno. E questo ha fatto sì che diventasse un locale prettamente di intrattenimento per il pubblico, specialmente del territorio, del rione, della via, con il suo intrattenimento, gioco di carte, solo consumazione di vini e la solita vendita che va. Fino al 1998. Nel 1998 l'evolversi dei tempi e i cambiamenti ha fatto sì che lo trasformarsi in un'enoteca,
ed è diventato Osteria Berti Vini e Sfizi, dove abbiamo aperto anche alla cucina e al pranzo con il servizio di vini in modo mirato e la sua vendita che non è mai cessata. Abbiamo sempre continuato anche quel rapporto con la clientela. Ma per tutti gli anni 60-70 voi facevate anche cucina? Fino al 1985. Dopodiché è entrata, diciamo, la gestione. La cucina adesso va di moda in tutte le televisioni, no? I programmi Masterchef, gli chef, la cucina dappertutto. Sì. Tu che idea ne hai di questa evoluzione del costume? Perché mi sa, insomma, che di cucina qualcosa te ne intendi, no? Visto che, insomma, sei passato, cioè, chi cucinava lì? Allora, principalmente nel mio locale la cucina è stata portata avanti da mia mamma, una delle mie sorelle e una parte da mio papà per quanto riguardava le carni. Questo era l'ambiente. L'altra sorella era in sala e io che sovrintendevo un po' a tutto. Questo era il rapporto, per cui la cucina era semplicissima, basata solo sui sapori prettamente. E dove prendevate le carni, le materie prime? Allora, nel tempo abbiamo senz'altro avuto modo di servirci, di acquisire merci da vari produttori. Però, no, perché sai che adesso va di moda il chilometro zero come locuzione, sì, a parole. Voi facevate chilometro zero, avevate produttori locali vicini, andavate a ispezionarli voi, li conoscevate, li cercavate. Dagli anni 65, per un bel ventennio, abbiamo avuto la fortuna di incontrare e conoscere un macellaio in Viale Monza. Sempre qua siamo? Sì, il quale... Siamo a chilometro zero, non solo a chilometro zero, ma il quale, a bontà sua, aveva la sua famiglia, erano produttori, in quanto a Romano Lombardo aveva una cascina con oltre 600 capi di bestiame. La bergamasca, giusto? Sì. Per cui con facilità molte delle bestie che venivano macellate le portava lui a Milano nel suo negozio, per cui la carne era sempre sicuramente di buona qualità. Ci siamo sempre trovati per almeno 20 anni. E qui siamo ancora nell'epoca per quanto riguarda invece il bere e il vino dei fusti. No. Negli anni 60. I fusti sono finiti sicuramente negli anni 65-70, finito l'epoca dei fusti. E quindi da lì in avanti tu che sei l'addetto al vino, dove vai a recuperarli? Da principio arriva in Damigiana. Sì, mi ricordo bene perché anche nella mia famiglia andavamo in Damigiana a prendere il vino in Piemonte. Sì. Voi dove vi rifornivate? Allora, per la Toscana ci rifornivamo a Cerreto Guidi, provincia di Firenze, dove questo camionista ci portava quasi mensilmente le damigiane necessarie. E poi una grandissima parte dal territorio veronese del Garda. Non si beveva male allora, da Berti. Ecco, forse esatto, forse... Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Un saluto cari amiche e cari amici, cari tutti di Radio Libertà da Alberto Acerbis. Stiamo parlando del nostro integratore, l'ACUC2 straordinario, quello che combatte i dolori articolari, artrosici in maniera naturale, quindi vi ricordo, se volete prenotarlo, chiamate 030 68 40 408. Ma io questa mattina volevo parlarvi anche di un'altra cosa che ritengo molto importante. E che cos'è? È il nostro GastroFree. È l'altra parte della nostra linea di integratori. GastroFree è per coloro
che soffrono di iperacidità. Vi è mai capitato di mangiare una foglia di insalata e sentirvi come un pallone e dici ma com'è possibile? E non ho mangiato niente, sono gonfio, ho sempre il rutto continuo, i mini rutti, non quello la Fantozzi, il ruttone, i mini rutti, e poi no, quello non lo mangio perché non lo digerisco, questo qua mi appesantisce. Allora, ascoltatemi, voi dovete provare il nostro GastroFree, la soluzione alla bava di lumaca. Adesso non è che uno ciuccia le lumache, chiaro, ma viene estratto il muco polisaccaride. Chi ha avuto come me la grande fortuna di avere i nonni in casa avrà sentito parlare che si mangiavano tanti anni fa le lumache per combattere le ulcere. È una soluzione straordinaria, non ha controindicazioni, vi sistema. Allora, il prezzo è questo: 3 flaconi di GastroFree, 59 euro. A casa vostra non pagate il trasporto. Scadenza, adesso vado un po' a naso, un paio d'anni. Provate la natura, GastroFree, ne sentirete parlare, l'originale ce l'ha Alberto Acerbis, che sono io, 030 68 40 408. Ulcere, avete bisogno di digerire bene, iperacidità, bruciore di stomaco, reflusso, GastroFree, 030 68 40 408. Ma secondo te oggi sarebbe possibile fare un'attività come quella che hai fatto tu con la tua famiglia, col macellaio come mi hai spiegato tu, con il vino che dici tu, oggi, in famiglia, No. dove possono lavorare tu, tua sorella, le tue sorelle, la tua mamma e tuo papà? No, perché prima di tutto non ci sono più nuclei familiari. Purtroppo Manca la base, manca diciamo. la base. E dopodiché, allora, in quegli anni, nella stessa famiglia, oltre che esserci un numero di familiari appropriato, c'era il fatto che anche tutti si adeguavano a fare quel lavoro. Oggi, con gli studi e con altre possibilità, ognuno vuole prendere la sua strada, per cui sarebbe ben difficile poterli mettere insieme. Ecco, la tua è un'azienda, hai detto azienda, forse non è la parola giusta, con un'attività familiare. Avete avuto anche dipendenti mano a mano nel tempo? Sì, nel tempo abbiamo avuto qualcuno saltuariamente, chi c'è stato da noi 1 anno, 6 mesi, di volta in volta secondo necessità, ma non cose, più di 2 dipendenti non abbiamo mai avuto. Quindi, Anche perché non ci consentiva di avere troppe uscite per i prezzi che praticavamo. diciamo, un sistema di approvvigionamento come quello che tu ci hai descritto, oggi costerebbe una follia? Sarebbe replicabile? O... No, Mettiamo pure di per- trovare una famiglia come la vostra oggi. sì. Può stare in piedi un'attività come quella che facevate voi oggi, secondo te? Visto che tu sei arrivato comunque a lavorare fino all'oggi, perché hai smesso di lavorare pochissimo tempo fa, quindi Certo. la realtà la conosci tutta. Certo. Una famiglia come la tua oggi starebbe in piedi economicamente? Ma non solo starebbe in piedi, ma sarebbe una fortuna, Sì. certamente. E perché nessuno adotta questo modello? Insomma, a parte che non c'è più la famiglia, Sì, questa è la base, ma secondo te sarebbe vincente? mio giudizio senz'altro. Perché? Avere un nucleo familiare oggi di 4 persone in famiglia per svolgere questa attività sarebbe il massimo del piacere. Sì. E tu dici anche economicamente sarebbe Senz'altro. E a proposito di enoteca, tu dici a un certo punto, perché Milano è la città dove più o meno prende piede questo tipo di offerta, no? A un certo punto arriva la stagione delle enoteche. E tu come la valuti questa stagione? Perché da cittadino, da cliente normale, diciamo, io direi che molto spesso queste sono state attività condotte anche da gente con poca esperienza. C'è stata un po' la moda. Questo diciamo. è un tasto che certamente ci trova bene. Sono d'accordo. Io credo purtroppo che molte persone che si sono avvicinate a questo tipo di attività lo stiano facendo solo con il scopo di guadagnare presto e senza troppi sacrifici. Mentre questo lavoro è un lavoro di costanza, di conoscenza, ma di pazienza, e che non c'è più.
Adesso è tutto e subito. Questa è una sensazione mia. Inoltre poi devo dire che effettivamente mi sembra che queste persone che si avvicinano a questo lavoro non hanno motivazioni, se non superficialmente, non li vedo così. Ecco, nel tuo settore, appunto, in questo settore della ristorazione, dell'offerta gastronomica e anche di vino, secondo te c'è più qualità oggi mediamente in città a Milano o ce n'era più quando hai iniziato? No, qualità sicuramente oggi, No. certamente. Ecco, però per cosa intendi per qualità? In che senso dici meglio oggi? Ma qualità come si può dire? Oggi le garanzie che ci sono oggi nel campo per i cibi, per la Sì. conservazione, sono molto Stringenti, diciamo. stringenti, Sì. per cui si è garantiti sotto questo aspetto che ciò che arriva deve essere cosa che una volta non esisteva. Una volta Sì, però non avete mai avvelenato nessuno. è vero anche questo, però avevamo anche molti più anticorpi. Ecco, questo in effetti è un altro aspetto. Forse sarebbe opportuno parlare con qualche medico di questo aspetto. Sì, sì, No, questo è vero, però insomma tu dici oggi c'è più garanzia di qualità. sì. Prendiamo il vino. Sì. Oggi un'azienda che produce con tutte le possibilità che hanno in cantina di lavorare in modo corretto, il vino ci arriva sicuramente che mentre una volta, molte volte bisognava correggerlo perché nei suoi trasporti poteva avere delle alterazioni, delle ossidazioni. Oggi questo non avviene. Quindi lo standard è più elevato, però ci sono più persone che diciamo si approcciano a questo lavoro con lo spirito del profitto puro, no? E del ritorno immediato. A mio avviso, Le due cose non sono un po' in contrasto tra di loro, cioè più qualità da una parte ma meno qualità dal lato di chi lo fa questo lavoro. meno qualità, certamente, nelle persone che si apprestano a svolgere questo tipo di lavoro. Appunto, dico. Quindi diciamo magari è più sicura la pietanza, ma è meno capace l'oste. A mio avviso sì. Ecco, per esempio, detto fuori dai denti, Miranda, cos'è che manca secondo te alla media delle persone che hai conosciuto che fanno il tuo stesso lavoro oggi? Cosa manca rispetto a quello che dicevi tu prima, cioè la costanza, la pazienza, il sacrificio, anche perché tu hai lavorato senza limiti di orario, diciamo, no? Certo. Tu secondo te che cosa manca oggi ai tuoi colleghi? Mediamente, poi con le punte di eccellenza lasciamole fuori. Facciamo un discorso mediano. Io non mi soffermo molto a pensare cosa gli manca. Secondo me non hanno la passione per questa cosa. Ecco, tu cosa intendi per passione? Cosa Per significa? passione è dedicarmi a quello che sto facendo, avendo cura di avere sempre un ambiente sereno, di avere un ambiente in ordine, di avere un rispetto verso la clientela, da cui senz'altro, perché la clientela è il patrimonio del locale. Per cui il cliente è il signor cliente, fino a che non mi manca di rispetto. E questo secondo me non lo vedo, non lo sento. Io quando vado in qualche locale che mi sento come quasi se le do fastidio. E questo secondo te nasce dal poco amore per quello che si fa? Sì. La gente credo che non abbia capito che nella vita costa poco un sorriso, un grazie, un buongiorno. È difficile questo, molto difficile. Io ho parlato dei tuoi colleghi, diciamo, e del lato offerta, ma dal lato clientela, secondo te com'è cambiata la clientela milanese? Il cliente medio, diciamo, anche in questo caso. È un cliente, secondo te, più capace di capire le cose o più
diciamo, raggirabile, tra virgolette, da parte di chi vuol far profitto. Più raggirabile, secondo Sì. me, sì. Secondo me più Ne raggirabile. capisce di meno, insomma. Sì. E non fa niente per sopperire a questa lacuna. Perché no, tra l'altro questo contrasta con quello che dicevamo prima, tu accendi un canale della TV e quasi 5 volte su 10 ci trovi uno che sta facendo da mangiare, un cuoco, un presunto chef, e gare e controgare. Questo dovrebbe avere acculturato la gente, invece no. Se tu mi dici questi qua ne capiscono meno di prima, vuol dire che tutti questi programmi non li hanno resi più, diciamo, capaci di capire, di comprendere e distinguere. Ma bisogna vedere se li hanno visti questi programmi. O forse prima si suppliva con l'esperienza reale, diciamo, con la capacità reale di distinguere. Oggi secondo te uno è capace, cioè c'è il cliente più capace di capire la qualità di prima o no? Per me sono pochi quelli che capiscono la qualità. Cioè, in confronto la percentuale è minore quella che veramente capisce la qualità. Ma non sarebbe questo il male delle... Io vorrei che uno capisce se è buono, perché una cosa buona ti piace, poi non devi sapere che cos'è, non importa, l'importante è che sia piacevole per te. Cosa invece che oggi uno si sente di analizzare quello che sta bevendo dicendo delle cose non veritiere, insomma. Quasi perché non è da tutti capire dal bicchiere di vino che cosa c'è dentro. Quali sono le persone, alcune forse le hai già citate, alle quali tu ti senti di dover dire un grazie per quello che hai imparato o per ciò che hai avuto nel corso della tua carriera? Ma questo nella vita credo che possa aver imparato diverse cose da molte persone di cui magari non ricordo neanche tutti i nomi, perché in tantissime occasioni si impara sempre qualcosa anche la più umile delle persone con cui fare qualche nome mi resta un po' difficile. Quando mi sono avvicinato al negozio di enoteca vera e propria, sicuramente uno dei maestri è stato il signor Piero Solci, enotecario di Milano da generazione. È stato sicuramente mi ha dato delle ottime indicazioni o comunque degli insegnamenti. Ho ricevuto degli spunti che veramente in poco tempo mi hanno fatto crescere ancora di più. E quali sono secondo te le doti fondamentali per fare bene il tuo mestiere? Il mestiere è quello che hai fatto tu. Due o tre doti essenziali, secondo te, fondamentali per fare bene il tuo lavoro? Allora, il sorriso, essere pronto sempre a rispondere al cliente con serenità e soprattutto essere sinceri col cliente, non prenderlo in giro in faccia. Ma non ti è mai capitato invece di incontrare qualcuno che avresti preso volentieri a schiaffi? Sì. E come ti sei comportato in quei casi? Beh, se mi è capitato... non so, io mi faccio rispondere. No, beh, insomma, conoscendoti un minimo, direi che ti sei comportato con grande signorilità. Questo lo posso affermare. Quando si commercializzava il vino in fusto. Sì. No, facciamo così, guarda. Si è staccato. No, a posto. Quando si commercializzava il vino in fusti, dove il vino veniva preparato nelle nostre cantine, cosa vuol dire questo? Che aggiungevamo che cosa? Zucchero? Acqua. Già. No, lo zucchero avrebbe aumentato la gradazione alcolica. L'acqua per Un giorno mi è capitato una persona così talmente grande che lui era in grado di
separare l'acqua dal vino. Insomma, una cosa, diciamo, quasi mistico-religiosa. Sì, infatti. Ha fatto il suo esperimento del quale ha tirato, ecco, questo è solo vino, qui non c'è una goccia d'acqua su questo. Al che ho detto, ho preso un suo amico a testimonianza di quello che stavo facendo, l'ho portato in un locale attiguo dove nessun altro vedesse se non questa persona testimone, ho fatto metà acqua e metà vino. L'ho riproposto al suo esame e a sua volta ha tirato su tutto affermando che non c'era acqua. Metà è tanta, metà è tantina. Questo non era Veronelli, No, assolutamente. Era un pseudonimo di bassa lega. Mentre c'è Perché? un cliente in particolare che ti ricordi, più clienti, che ti ricordi per qualsiasi motivo, per la bizzarria, per le loro caratteristiche, per la simpatia, perché sei diventato amico. Immagino che tu ne abbia visti tanti, anche di persone piacevoli o spiacevoli, diciamo, qualcuno che ti ricordi in particolare. Ma io ne avrei diversi, ma non so quali dire. Ho un cliente amico degli anni 60, tutt'oggi vivente, solo che a suo tempo, molti anni fa, si è trasferito a Pinerolo. Lui ancora al giorno d'oggi 2 volte all'anno mi telefona e questo mi commuove. Un giorno una persona arriva a Milano da Lecco e mi disse di essere stato in un posto dove ha conosciuto una persona, dice: ti manda tanti saluti signor Di Toma Nicola. Era un cliente di 30 anni prima, il quale, venuto a conoscenza che eravamo ancora nel locale da lui frequentato, ci ha mandato i suoi, cioè sono persone. O l'ingegner Tambellini, che tanto mi prendeva in giro da buon toscanaccio, una persona squisita, però era molto esuberante e mi prendeva in giro tutti i giorni perché la mia pronuncia, allora arrivato a Milano chiamavo il Barbera. C'avevi la pronuncia toscana. Esatto. A qualche pazzo, qualche personaggio strambo, estroso ti è capitato? Qualche maudì, qualche maledetto, qualche boemiano, di quelli che ti rimangono in mente? O anche un altro aspetto che mi incuriosiva, perché in fondo il tuo mestiere è un mestiere a contatto con le persone, no? E quindi le persone molto spesso quando vengono magari all'osteria o all'enoteca parlano, dialogano, si confidano magari a volte, raccontano le loro storie. Ecco, da questo punto di vista tu mi viene da farti questa domanda: come hai visto cambiare la psicologia delle persone? Quali sono magari i problemi che affliggevano le persone quando hai iniziato a lavorare e mano a mano come si sono modificati? Cosa hai visto in loro? Quali sono state le preoccupazioni nuove? Come sono cambiate le persone? So che è una domanda un po' così, un po' ampia, diciamo, però che tipo di umanità hai visto cambiare, se l'hai vista cambiare? Perché di che cosa si preoccupavano prima, di che cosa si preoccupano adesso, negli ultimi tempi? Qual è la tua impressione? Diciamo, la città sta meglio oggi, le persone stanno meglio oggi o erano più equilibrate prima? Non so, mi viene da fare una domanda così ampia, giusto per capirci. Che tipo di problemi le assillavano negli anni 60 e che tipo di problemi le assillano oggi? Perché in fondo voi entrate in relazione, parlate, dialogate, poi tu hai spirito di osservazione, hai viste tante di persone. Mi viene da dire sei uno psicologo di fatto, no? Ma sì, ma sai, analizzare sotto questo aspetto la cosa non mi è semplice, perché
in quegli anni certamente, senz'altro l'aspetto cliente c'era più umanità, vuoi tra clienti, vicini di casa, oggi invece mi sembra che ognuno pensa un po' più a se stesso e basta. Non so, questo è l'aspetto, la sensazione. Però io non so esprimermi. Ma secondo te c'è più disagio oggi nelle persone? Più malessere? Sì. Sì. Ne sei reso conto anche rispetto proprio ai clienti? Sì, diciamo. sì. Secondo me sì. Sì, per malessere sì. Secondo me sì. E il ricordo più bello che hai di tutta la tua carriera? O i ricordi più belli che hai? Quali sono? Se proprio dovessi pescarli dal mazzo, come si dice. Questa è una domanda difficile, anche questa. Le prime cose che ti vengono in mente di proprio dici bello. Ma sai, io ho avuto un carissimo amico, una persona con cui avevo un rapporto veramente, mi ha offerto due volte l'aiuto e la possibilità di fare delle cose che mi avrebbero portato altrove. E io non ho osato perché avevo la mia famiglia che sentivo il bisogno di non abbandonarla. Per farle un favore, dato che in quel tempo, in quegli anni potevo farlo, di andare 15 giorni in uno dei suoi locali dalle 6 della sera alla mezzanotte per sopperire alla carenza. E devo dire che trovandomi in questo fuori dal mio ambiente, un ambiente ben diverso, più signorile, ho cercato di essere all'altezza del locale in cui mi trovavo. E devo dire che una persona frequentatrice del locale, con cui ho scambiato delle parole, quando ho detto chi ero e cosa facevo e dove ero, si è meravigliato dicendo che non credevo veramente, pensavo che lei fosse chissà chi. Questo mi ha dato una sensazione di dire, ma allora chi sono io? Però non ho mai potuto mettermi alla prova. Quindi sono rimasto nel mio piccolo... Perché questo mio amico, a cui ho dato questo favore, a sua volta me ne aveva fatto un altro anche a me economico, negli anni precedenti ancora, proprio in via di... E nel 1978, se io avessi avuto la libertà di poterci andare, lui avrebbe comprato il bar Campari in galleria Vittorio Emanuele, che in quell'anno è stato venduto alla Zucca e lui lo stava trattando, solo che le mancava la persona che andasse a fare il responsabile. Questo per te è un rimpianto allora? Certo, da una parte sì, lasciamelo dire. Può essere. Tant'è vero mi ha preso per un braccio e mi disse sei libero, Luciano, con tutto il rispetto, mi conosci, lo sai. E allora ha guardato la persona con cui interloquiva e gli ha detto lascia perdere, ora non parliamone più, è inutile che stiamo a cercare, non possiamo... E ha lasciato la trattativa di questo locale. E, insomma, abbiamo detto tutto, il Camparino di Piazza Duomo. Però, diciamo, di altre soddisfazioni ne hai avute, tante, immagino. O senti che ancora sei qualcosa di inespresso? Perché secondo me tu vuoi tornare a fare... C'hai un progetto in testa, tu vuoi lavorare ancora, di la verità.
Io pochi giorni fa stavo parlando con una persona che non è convinta di farlo e allora lo lascio perdere perché nelle cose bisogna essere convinti. Perché se questa persona, siccome io personalmente alla mia età non è che posso prendermi la responsabilità di... Però se questo soggetto ci stava, io avevo in mente di fare un ultimo locale, perché secondo me a Milano manca una cosa o che non c'è ancora. Cosa sarebbe? È quella di un locale per assaggiare il vino. Cioè? In che modo? Allora, Il piccolo sommelier, insomma. E io credo che ci sia una certa quantità, una moltitudine o diverse persone che andrebbero volentieri in un locale a assaggiare il vino, ma assaggiarlo, non a berlo. A fare un'esperienza di taste, come si dice adesso. E vorrei ogni giorno proporre dei vini anche tra i più importanti, di poterli proporre in una misura di degustazione a un prezzo da degustazione. Questo in effetti è un locale che non c'è a Milano, mi sembra. Dove per accompagnarlo può trovare una serie di 8, massimo 10 mezzi o piccoli paninetti con varie cose che vadano da €1 a €2,50 i paninetti. Quindi diciamo un incrocio tra la cicchetteria, il bacaro veneziano e l'ambiente da sommelier. Ecco. Dove trovi i cicchetti, le piccole cose, e una quantità, però una varietà di vini da assaggio. E questo sicuramente credo che potrebbe essere una cosa vincente. Un'idea interessante. Quindi è il prossimo progetto. È un po' un'utopia, però per il momento voglio crederci ancora. Bella, questa è una bella cosa. Quindi ci lasceremo con questa immagine del futuro. Detto da una persona che ha lavorato per quanti anni? 65, 70, insomma, alla fine sei arrivato a undicenne, 71 anni di lavoro, e questa è una bella idea. È un'idea interessante. L'ultima cosa che vorrei chiederti, ma tu cosa ne pensi dello spritz? Non proprio. Un obbrobrio. Lo vedi dappertutto ormai. In tutte le salse, in tutte le E soprattutto vale 7 euro o 8? Se c'è chi lo fa con una certa, sì, può anche meritarlo. Però il problema è che quanti meritano questo? Appunto. Perché hai detto proprio un obbrobrio? Un obbrobrio perché mescolare un buon prosecco con il Campari o con l'Aperol o con aromi e altre cose, altri gusti, non ha senso. E qui viene fuori però il nobile che c'è in te, il cultore della parte nobile del tuo lavoro, perché invece questa cosa qui ormai, come si dice, cani e porci. Sì, ormai. Senti, l'ultima cosa che mi viene in mente, ma hai avuto qualche cliente cosiddetto VIP? E se ti dico un'altra espressione, cosa ti viene in mente? La Milano da bere. Cosa significava per te? Cosa ha significato? Milano da bere, sai quello slogan degli anni '80? La Milano da bere non mi ha dato nessuna sensazione a me, No. Cioè non mi ha riguardato, non mi ha... il cliente che ho avuto più, a prima vista, più importante, sono tutti importanti perché, per l'amor di Dio, Perché questa è l'etica tua che dicevi prima. perché il cliente che viene dentro per comprare la bottiglia del consumo di tutti i giorni deve avere lo stesso rispetto per quello che entra a comprare la bottiglia di Sassi Italia del 1988. È sempre un cliente. Sì. Però una delle persone che mi ha dato più grande soddisfazione a me è stato il Gianni Versace. Mi è capitato di servirlo per caso e per caso è diventato una consuetudine. Per qualche anno sono riuscito a portarle ciò che egli mi chiedeva, poche cose in confronto senz'altro ai suoi consumi che non conosco, però di un'eleganza unica.
Beh, chiudiamo con questo bellissimo ricordo e col progetto. Come potremmo chiamarlo il tuo progetto di cui ci parlavi prima? Tu che c'hai in mente un nome? La credenza. La credenza. Perché? Perché nella credenza si mettono tutte le cose e io ci metto Ciò che reputi di valore. valore. Insomma, in qualche modo. E quindi proponi anche lì. Sai che bella questa idea, secondo me? E non ci hanno pensato in tanti ancora, quindi la terremo nascosta fino a che non si realizzerà per mano tua. Io ringrazio Mirando Berti per questa conversazione. Grazie Mirando. Prego, prego. Grazie a te veramente del piacere che mi hai dato, perché ho sempre tanto piacere di vederti. Grazie. Avete ascoltato Auto da Fè.